folclorica Ittiri Cannedo. Una data importante, una data storica, quella del 2014 per loro, il festival che da qualche mese appunto è stato organizzato a Ittiri ha coronato questi 40 anni. 40 anni, come dicevo prima, ricchi di storia e un progetto culturale portato avanti non solo attraverso lo studio e l'elaborazione del ballo tradizionale, ma anche lo studio attraverso la ricerca dell'abito tradizionale e poi la pubblicazione di diversi volumi. Loro sono accompagnati da un tetto musicale di valore, quindi un applauso per Totore Chessa, per Giovannino Marreu, la voce, la festa di questa danza, e poi ancora Davide Puda che con la sua chitarra detta quelli che sono gli accompagnamenti armonici che poi ci fanno tuffare in primis in un ballo logudorese e poi a seguire in sta danza ittiresa. Ancora tanti auguri a voi e questo è l'applauso degli amici da Zara. Associazione Culturale Folclorica Ittiri Cannedo.
Oh,